l'autopsia sul corpo di Alex Marangon, il giovane trovato morto a Ciano del Montello, diverse lesioni al torace e cranio parzialmente sfondato, il ragazzo colpito da un corpo contundente, non si può escludere nessuna ipotesi. Stop al degrado, l'area dell'ex Umberto I a Mestre sarà riqualificata grazie al progetto del gruppo Ali, un investimento di 150 milioni che avrà molte aree verdi. Musulmani sfrattati dalla moschea di Via Piave a Mestre annunciano di voler ricorrere al Consiglio di Stato, la vicenda diventa un caso. Coesione sociale a rischio nella provincia di Venezia a causa degli stipendi inadeguati ai prezzi degli affitti degli alloggi e così molti vincitori di concorsi rinunciano all'allarme della CISL di Venezia. Vapore di trattative in Calle dei Guardiani, è stato ancora rinviato il tentativo di sfratto dell'ultima inquilina del complesso di ex case popolari. Si è aperto con un grande successo di pubblico per il trio Il Volo, il lungo fine settimana di concerti in piazza San Marco, tutto si è svolto senza intoppi e questa sera tocca ai Pooh. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano lo avete sentito dai nostri titoli, la cronaca con il caso di Alex Marangon, ferite alla testa compatibili con un corpo contundente. Il 25enne trovato morto sul Piave non si è suicidato, questo l'esito dell'autopsia svolta oggi. Una gravissima lesione alla testa che ha portato al parziale sfondamento del cranio e poi numerose ferite al torace. Quando Alex Marangon è caduto in acqua era ancora vivo. Sono i primi risultati dell'esame autoptico svolto dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, nominato dalla Procura di Treviso, e da Antonello Cirnelli, perito della famiglia della vittima. Il giovane 25enne di Marcon non si è suicidato. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori. Le ferite alla testa sono compatibili con un corpo contundente, ma soprattutto quelle più gravi non sono derivate dal trascinamento del corpo nel Piave, talmente profonde le ferite che il ragazzo sarebbe morto anche senza l'annegamento, probabilmente arrivato alla fine. Effettuate anche tutti gli esami tossicologici e prelievi dei tessuti per accertare se il giovane, come sembra, fosse sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Due le piste sulle quali gli inquirenti si stanno muovendo, quella di una collisione con un'altra persona oppure che sia caduto da un'altezza tale da provocare gravissime lesioni. Nessuna ipotesi viene scartata, ma il risultato di questa autopsia apre scenari più inquietanti. Alex Marangon era arrivato a Vidor all'abbazia sabato, dove doveva partecipare a questo evento con riti sciamanici. Qui potrebbero, ma davvero è tutto da accertare, aver bevuto tisane a base di pianta, tra cui l'ayahuasca. Non solo, ma potrebbero aver effettuato anche il rito del Cambò, che prevede l'assorbimento di sostanze derivanti da una rana amazzonica. Si tratterebbe di una cerimonia che dà effetti psicotropi e allucinogeni. Questo spiegherebbe il comportamento del 25enne che alle 3 del mattino è uscito correndo e gridando. Dalle prime testimonianze sarebbe emerso che qualcuno potrebbe averlo inseguito. Poi tutto si avvolge nel mistero. I carabinieri continuano gli accertamenti e le indagini. In procura è stato aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato. Se venissero dimostrate delle responsabilità, il capo di accusa cambierebbe. E Alex aveva parlato ai microfoni di Alto Adige TV poco prima dell'inizio della stagione nel bar dove lavorava. Si sta molto bene, c'è un bel clima, la gente inizia a arrivare a Fiumi e dai, ci si diverte in compagnia. Alex Marangon lavorava in questo bar al lago di Caldaro, disponibile solare, non si tira indietro quando vede il microfono dell'emittente Alto Adige TV, ma sorride e risponde con simpatia. Gli occhi gli brillano, tanti sogni nel cassetto, come tutti i ragazzi di 25 anni. Gli piaceva parlare e stare in compagnia, un giovane pieno di vita, come lo hanno sempre descritto i familiari. Questa intervista è stata fatta all'inizio della stagione turistica parlando dell'affluenza e delle prospettive per l'estate. Ci avviamo ad essere belli pieni, c'è già gente appunto in pontile a prendere il sole. La famiglia non riesce a darsi pace, vuole capire perché e come sia potuta accadere una tragedia simile ad un ragazzo che amava la vita e forse voleva provare un'esperienza diversa, forse voleva capire o conoscere meglio se stesso, forse perché quello che è accaduto a quell'evento nell'abbazia di Vidor, intriso di cultura amazzonica e riti sciamanici, nessuno potrà saperlo fino in fondo. Alex è arrivato con qualche conoscente ed ha chiesto subito la strada per poter andare a fare un bagno nel Piave, con quel sorriso che contagiava tutti. Poi la cronaca di quei terribili momenti che ora lasciano spazio solo al dolore. La notizia della tragedia ha raggiunto subito il bar, attoniti i colleghi e gli amici, impietriti di fronte ad un dramma che ha ancora troppi misteri.
Cambiamo argomento, ci spostiamo a Mestre. Stop al degrado, l'area dell'ex Umberto I sarà riqualificata grazie al progetto del gruppo Ali. Il degrado, i bivacchi e lo spaccio qui nell'area dell'ex Umberto I a Mestre diventeranno presto un brutto ricordo per i cittadini. È stato infatti presentato ufficialmente il progetto di riqualificazione dell'area. Si chiama Nuova Castelvecchio dal toponimo storico del vecchio castello di Mestre medievale costruito qui. Un investimento di 150 milioni di euro da parte del gruppo Ali che si è aggiudicato l'asta, che riqualificherà l'area con spazi per i cittadini, aree verdi e garantendo sicurezza e maggiori controlli. Recuperiamo un'area importante della città che è un perno ma è anche un punto di arrivo. E abbiamo pensato prima di tutto ai cittadini, ma soprattutto anche a livello di qualità della città. Il progetto prevede un grande supermercato con metà copertura verde e l'altra metà fotovoltaica, con un'architettura che ricorda i tipici magazzini veneziani. 5 edifici, di cui uno a funzione mista, 4 torri per 150 appartamenti che potranno ospitare fino a 600 residenti. Molto spazio verde pubblico con giardini e percorsi pedonali e ciclabili con 320 piante. E fare 25.000 metri quadrati di verde e percorsi pedonali in centro città è una cosa che non si vede tutti i giorni ed è quello che volevamo, perché volevamo che il progetto fosse anche molto sostenibile. Fare qualcosa che riqualifica un'area degradata in centro città è un sogno, e devo dire che siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Poi l'espansione c'è chiaramente, però noi cerchiamo sempre di farla come espansione di qualità. Nell'area sono previsti anche 1000 posti auto e una nuova rotatoria che collegherà il nuovo quartiere a Via Olimpia. Il De Zottis sarà demolito per creare un nuovo parcheggio pubblico lato Marzenego. Quello che dobbiamo imparare a fare è insegnare ai nostri giovani a vedere i fatti. Ecco, questa è una cosa realizzata oggi con le gambe di chi sa fare le cose. Prima si hanno fatti un sacco di progetti, di idee, quante volte abbiamo visto gli stadi, le cose, poi venivano e la gente non ci crede più e non va più a votare. Se invece tu presenti delle cose che sono fattibili e le fai, andate a vedere la Vezza di ieri, è fatta. Non ho mai fatto discorsi io, ho fatto, e tutte le cose le faccio. Musulmani sfrattati dalla moschea di Via Piave a Mestre annunciano di voler ricorrere al Consiglio di Stato. La vicenda diventa un caso. Faremo appello al Consiglio di Stato e crediamo fermamente che questa sentenza sarà annullata. I musulmani dell'associazione Ittihad non ci stanno e contro lo sfratto per motivi di sicurezza del TAR dalla moschea di Via Piave a Mestre annunciano ricorso. Lo fanno all'ombra dei grossi rami degli alberi del Parco Piraghetto, sempre a Mestre, per la preghiera del Jum'atuan, cioè del Venerdì Santo, l'equivalente della Domenica Cristiana. Sentenza questa del TAR che innalza muri, così nel corso della preghiera odierna. Una sentenza che ha profondamente ferito i cittadini musulmani, la società civile e tutti coloro che credono nella libertà religiosa. Riteniamo che questa sentenza sia politicamente influenzata e dimostri un atteggiamento anti-islamico. Sotto lo sguardo attento e vigile delle forze dell'ordine, poco distanti, almeno 1 migliaio di musulmani mestrini veneziani ritrovatisi al Piraghetto. Lo faranno ogni venerdì dalle 13 circa, in attesa di ricevere una risposta dal Consiglio di Stato, attesa, visti i tempi della giustizia, per la quale sarà da pazientare e non poco. Ieri la denuncia della CGIL del Veneto per 50 indiani schiavizzati sui campi della Marca a vendemmiare e raccogliere radicchio. Oggi siamo tornati davanti alla casa di Ponte di Piave, il servizio di Lucio Zanato. Signora, ma non si era mai accorta di tutta questa gente? No, sinceramente no. Sentivo vedevo delle persone, ma non mi immaginavo proprio che ci fossero tante persone così. Però che ci fosse una situazione un po' difficile, l'avevo notata con quello col turbante, con la macchina. Quello col turbante sì, era il capo di tutti quanti, però è sparito, è già parecchio che è sparito sto signore.
La testimonianza arriva dal locale vicino alla Casa degli Schiavi. Siamo in via San Romano a Negrisia. Lungo la strada principale fino a 50 persone vivevano in questi locali oggi chiusi e abbandonati, come le vetture utilizzate dai gregari del caporale per portare gli indiani sui campi o a raccogliere il radicchio o a vendemmiare per pochi euro che comunque non incassavano, dovendo pagare il debito per essere stati ingaggiati dal capo, per il poco mangiare che gli forniva, per l'affitto di giacigli indegni di una società civile. Una condizione scoperta dalla CGIL del Veneto, che ha presentato un esposto in procura a Treviso chiedendo venga fatta luce non solo sul caporale e i suoi gregari, ma sull'intera rete di società fittizie collegate con l'India e finalizzate a quella che molti definiscono una vera e propria tratta di braccianti schiavizzati. Una richiesta condivisa dai rappresentanti degli agricoltori. Una situazione assolutamente vergognosa a cui deve essere posto rimedio il prima possibile. Chiediamo alla magistratura di fare la massima chiarezza sulla questione e siamo i primi a non difendere assolutamente questo tipo di attività che mettono discredito a tutta la categoria del mondo agricolo, in modo tale che chi lavora in modo onesto, in modo corretto, dando il giusto contributo a chi lavora, venga poi valorizzato. Ecco, però molti dicono gli agricoltori non potevano non sapere. Può essere che gli agricoltori non conoscessero certe cose, sono consapevole. Ovviamente quando i lavoratori vengono pagati troppo poco deve scattare il campanello d'allarme e quindi ritenere queste attività non lecite. Per questo dalla CIA di Treviso la proposta di un albo che certifichi le imprese, in modo tale che noi sappiamo a chi ci stiamo rivolgendo e in questo albo poi che siano inseriti anche tutti i lavoratori, in modo tale che chi viene qua può essere registrato e l'agricoltore, l'imprenditore agricolo che necessiti questi servizi, verificando su questo albo chi sono le persone, sa chi viene in azienda e sa se sono in regola o meno con i permessi di soggiorno. Più controlli quindi, mettendo in rete i dati, perché non sempre emerge l'illegalità, come per la casa di Negrisia, dove questa macchina abbandonata ricorda ancora gli schiavi dei campi. Sono venuti comunque i vigili a controllare 2 volte se era assicurata. 2 volte. Coesione sociale a rischio nella provincia di Venezia a causa degli stipendi inadeguati ai prezzi degli affitti e così molti vincitori di concorsi rinunciano. L'allarme della CISL di Venezia. Aumentano le assunzioni nel settore pubblico a Venezia, quasi 900 i nuovi assunti nella sanità, scuola, con insegnanti e personale ATA e non ultime le forze dell'ordine, solo per citarne alcuni. Tutto bene, viene da dire, e invece no. Perché a Venezia e nell'Interland, oltre all'elevato costo degli affitti, mancano gli alloggi. A lanciare l'allarme la CISL Venezia denuncia come la crisi degli alloggi rischia seriamente di compromettere questa opportunità. Non si prende servizio per la retribuzione molto bassa, una media di 1.300 euro, e la fatica a reperire alloggi in un mercato che è drogato dal turismo. Nel centro storico di Venezia, nelle località balneari, non si trovano più alloggi a prezzi concorrenziali. Nei prossimi mesi la provincia di Venezia sarà a rischio coesione sociale, considerata la tendenza già in atto, e cioè una sempre minore partecipazione alle selezioni e concorsi. Molti i casi, infatti, in cui i numerosi vincitori di concorsi rifiutano la firma del contratto per le cattive condizioni lavorative e la difficoltà a reperire una casa dove vivere a prezzi rapportati allo stipendio percepito. Così il sindacato. Non ci sono più giovani che partecipano ai concorsi come una volta. Avevamo dei bandi con 1 milione di partecipanti e ora facciamo fatica ad assumere i vincitori. Urgono risposte dal governo territoriale e centrale. L'appello. Dobbiamo fare in modo che il governo centrale e i governi territoriali si preoccupino immediatamente di questa situazione per trovare delle risposte. La conseguenza altrimenti sarà una mancata coesione sociale, perché l'arretramento di questi servizi, sanità, scuola e tanto altro, porterà, considerato il processo demografico, con l'invecchiamento sempre progressivo della popolazione, ad una mancata tenuta. Sventato questa mattina il secondo tentativo di sfratto, quello esecutivo a dorso duro dell'ultima inquilina rimasta nel palazzo destinato a diventare un B&B. Stamattina
mattina siamo arrivate alle 7 e la forza pubblica era pronta a eseguire lo sfratto dell'immobile e grazie alla presenza di diverse persone dell'Assemblea Sociale per la Casa lo sfratto è stato evitato. Della serie l'unione fa la forza. Un mese fa, a inizio giugno, il primo tentativo di sfratto nei confronti dell'ultima inquilina veneziana di 40 anni rimasta di questo palazzo di Dorsoduro di complessivi 2000 metri quadri a Venezia. In mattinata evitato il secondo tentativo di sfratto, quello esecutivo, grazie alla forza, sostegno e tenacia dei ragazzi dell'ASC, Assemblea Sociale per la Casa di Venezia. In 20 a perorare la causa della quarantenne che da tempo si oppone a lasciare casa di una vita perché diventi una nuova, l'ennesima, locazione turistica della città. È seguita poi una lunga trattativa con la proprietà e l'ufficiale giudiziario che ha avuto come risultato l'ottenimento di un rinvio al 31 luglio dello sfratto dell'appartamento e un accordo che prevede 3 settimane per la persona all'interno di una struttura ricettiva e una buona uscita. L'inquilina, nonostante il risarcimento con benefit ricevuto, ha detto che si riserva di dare risposta alla holding. Cambiamo argomento, si è aperto con un grande successo di pubblico per il trio del Volo, l'inizio dell'estate veneziana, l'estate di concerti veneziana, tutto si è svolto senza intoppi e stasera tocca ai Pooh. Una serata di grandi emozioni con il concerto del trio Il Volo che ha inaugurato i 4 appuntamenti promossi dal Comune e da Vera con la grande musica in Piazza San Marco a Venezia. Tantissimi applausi per l'esibizione di Gianluca Ginobili di bianco vestito, mentre gli altri 2 artisti sul palco indossavano un completo elegante nero, Ignazio Boschetto e Pietro Balone, che a Venezia hanno portato la tappa del loro tour mondiale, tutti per uno capolavoro. Il concerto è stato prodotto da Friend & Partner, una piazza San Marco gremita di spettatori, tutti però molto ordinati e rispettosi dello scrigno di bellezza della città. Una serata con 25 grandi successi, scanditi dai racconti e dalle emozioni dei 3 artisti italiani, ma la sorpresa più bella è stata forse quando i 3 artisti hanno voluto scendere dal palco per ricevere l'abbraccio del pubblico e salutarlo. Il trio ha cantato poi il canto gospel dell'Alleluia come auspicio di pace. Abbiamo realizzato il nostro desiderio di cantare in una meravigliosa piazza e celebrare così un grande traguardo dei 25 anni di carriera assieme. Sono state le parole di saluto del trio sul palco. Grandissimo successo anche per lo spettacolo di danza al Teatro Goldoni. Il teatro Carlo Goldoni ha aperto le sue porte per portare a Venezia e al mondo un messaggio di pace. La scuola di danza Wellness and Fitness di Elena Costantini e Fabrizio Franzoi non ha mai interrotto le proprie attività nemmeno durante il Covid, in cui sono state comunque rispettate rigorosamente tutte le prescrizioni. Ma questa serata arrivava dopo 4 anni e un ritorno di danza in teatro, peraltro molto prestigioso. È arrivato questo giorno incredibile, il Teatro Goldoni ci ha riaperto le porte dopo 4 anni molto lunghi senza danzare in un teatro. Abbiamo comunque continuato a fare le nostre performance ogni anno, però quest'anno l'emozione è tantissima e noi ragazzi, ma anche i genitori, gli amici che hanno accolto con entusiasmo subito quando abbiamo detto che si ritornava in teatro. Non possiamo che ringraziare tutta la direzione del Teatro Stabile Goldoni e tutti quelli che ci hanno aiutato e lavoriamo da anni con amici ormai professionisti ed è sempre un piacere ritrovarci all'interno proprio di questa struttura meravigliosa che racconta la storia, ma racconta anche di tante emozioni, di tante paura, di tanta fatica che viene fatta per 9 mesi. Dai bambini ai ragazzi tutto lo spettacolo è stato un grande successo, con applausi a scena aperta del pubblico e il desiderio di esprimere dei valori. Il palco poi parlerà da solo e ci auguriamo di trasmettere la massima gioia, allegria, grinta, passione a chiunque sia seduto su queste sedie che ci sono qua dentro. Quindi vi aspettiamo e grazie veramente di cuore a tutti perché l'emozione è tantissima anche per noi.
Si chiude così questa edizione del Telegiornale di Venezia. Vi auguro buona serata, grazie per essere stati con noi, arrivederci.